Attacco alla Regione Veneto dell'assessore alla mobilità di Venezia Ugo Bergamo. I tagli imposti dalla CTV, denuncia l'assessore, sono insostenibili e costringono l'azienda ad aumentare le tariffe e tagliare il personale. Sono aumentare le tariffe, che riteniamo ormai essere per i non residenti già fuori mercato e per i residenti non giustificate dal momento di crisi, efficientare maggiormente l'azienda, ma ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare perché ci sono molte voci fisse che non possono essere compresse, affrontare il tema del costo del personale, che sarà una scelta ovviamente ineludibile nei prossimi mesi. Negli ultimi 3 anni all'azienda di trasporti pubblici veneziana sono stati tagliati ben 25 milioni di euro sui 29 complessivi sottratti a tutte le aziende del Veneto. Secondo Bergamo è stato colpito soprattutto il settore della navigazione, che gli utenti veneziani dividono con i turisti e al quale sono stati sottratti 16 milioni di euro. La navigazione ha avuto un taglio di 16 milioni di euro nei 3 anni, pari al 54% dei fondi garantiti nel 2010. Credo che qualsiasi servizio o azienda in queste condizioni avrebbe molte difficoltà a continuare la sua attività. L'assessore non si è sottratto nel lanciare una frecciatina all'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, con cui in questi mesi non sono mancate le polemiche. E abbiamo dimostrato con i numeri all'assessore Chisso che la quota che il Comune percepisce come addizionale sulla tariffa, che è tutt'altra cosa rispetto al provento comunale, è stato completamente esaurito e introitato dal taglio regionale. 7 milioni circa sono il provento del Comune, che destina ovviamente a tante altre questioni, altrettanto è quello che la Regione ha tagliato, quindi basta con questa farsa.